Mm. 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 Che bello che non ho messo in carica la batteria. Mm. Che differenza tra la Sony e la GoPro, eh? Gentile pubblico, buongiorno. Oggi ti porto a scoprire, non te lo dico, te lo dico dopo. Cioè, ha anche il campo da golf. Ma guarda te il destino, cioè guardando il castello, volevo farti la battuta, vedi qua puoi portare la tipa a fare la pinzatina. E pensa a te, dopo vengo a leggere il cartello del castello, che qui era stato ospite Casanova. Pensa a te, io continuo a prendere sentierini e stradine a casaccio, ma bisognava trovare l'area camper di Capriva del Friuli. Ah, guarda qua, andando a caso ci sono arrivato. Eccola qua, vediamo se è a pagamento gratuito. Allora c'è lo scarico, ok, anche le colonnine. Poi Orcosio, il carico funziona, le colonnine della corrente. Ah, eccola qua, piazzola con energia elettrica, 4 euro senza energia elettrica, ho capito, 7 con la corrente, hai capito, quindi è a pagamento, però buona per far carico e scarico. Adesso la tolgo dalle mie liste delle aree camper e le lascio come nella lista del carico e scarico. Allora, precisiamo, io la tolgo dalle mie liste perché io nella mia lista voglio avere solo aree camper gratuite, però i 4 euro ovviamente li merita, senza corrente. L'unica cosa, mi chiedo come cacchio fa a parcheggiare qua un camper, cioè tipo un pullman con la bici, e se ci sono altre camper, cioè non esci, anche perché l'entrata è una unica. Questa è veramente comica. Comunque sei proprio davanti all'entrata di questo bel percorso, ci sono i campi da basket eccetera, il tavolino picnic, no, molto bella, molto carina per quello. L'unica cosa, mi chiedo, se non è un T4 come cazzo fai a parcheggiarti qua per storto? Quindi ci sta 2 camper massimo. E mi aspettavo un cartello, porca miseria, sono entrato da un pezzo in Slovenia. Ma che belle le colline slovene. E come le nostre, questa è una coltivazione di cibo. Dubbi che era una città tipo per ciclisti. Ah, che bello qui il cavallo. Buongiorno. Ho bisogno di una bottiglietta d'acqua. Splessiva Monte Quarin de qua. Il cavallo! Ciao cavallo! I ragazzi che hai sentito che mi hanno salutato sono dei ragazzi tedeschi, quelli del T4 4x4, là tutto strano, e sono in direzione Turchia. Si sono presi l'anno sabbatico, come ti dicevo, che è quella cosa dove tu metti via i soldini e dopo vai a fare una vacanza lunga, un po' risparmio ovviamente, quindi cercavano di stare il più possibile in libera. Gli ho dato i posti che ho visitato in Croazia, Grecia, Albania, Montenegro eccetera eccetera e basta, sono stufo. Arrivati, sì, e ora parte il camper vintage, ma io credo che tu vuoi dargli un'altra occhiatina al camper dei vicini tedeschi. Esatto, ora non ha ruote a fuoristrada, però è pari, sarà scritta in parte. E il GAL, vedi tu? Ah, è un 4x4. Il tubo di scappamento rialzato come certe Jeep,
no? Che serve per attraversare i guadi. Lì dentro non mi ricordo, ma più o meno l'hai visto. Qua Iga Tanica mi ha detto che ha 1000 litri, ha detto no, devo aver capito male, 100 litri di gasolio totale ha, hai capito? E basta, tutto qua. Sono stufo oggi, sono stufo. Messaggio ai miei amici, quelli dei camper del gruppo Le Puntine, bravi. Anche stavolta ho portato via il drone a far peso, non avevo fatto neanche un volo in mezzo a tutti i panorami e le vallate che ero. Neanche in Slovenia, niente proprio. No, sono troppo smonato. Sarai i primi caldi che ti buttano giù. Oppure anche, ho questa che è Bea, potrebbe essere un'aspettativa che ho di fare il video tutto bella raga, tutto lego, e dopo invece magari non hai tutto questo entusiasmo o comunque vuoi stare un po' più pacato. Un piccolo ricordo, cassis! Sì, and it's homemade. In France, questo è il mio amico dalla Germania. Ah, ciao Italia! Number one. E questo mi dice è una specie di vino senza alcol. E ora lo proviamo, però va allungato con l'acqua. Enjoy Kia. The name is Kia Royale. Yeah. Kia Royale. Yeah, you must taste. Normally with sparkling white wine, you drink that, you know. More. Oh yeah, more. Full. Full. Yeah. Cheers. Cheers. It's very sweet and the taste is like cherry. Yeah, it's good. Amarena, cherry. Yeah. Yeah, it's nice, Yeah, very it's nice. homemade, yeah. It's good, huh? Yeah. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, benvenuto in questo schifo di video fatto a spezzoni, senza senso e senza collegamento. Proprio per questo motivo di fare le cose senza senso e senza collegamento, oggi siamo al terzo giorno e siamo qui con Francesco e la Marilena che provano la Singano Bike. La Singano Bike. Come sono, Cesco, i primi chilometri? I primi chilometri sono una goduria totale. Sei scioretti che vai alberghi. Eila! Hello, ciao! Ah, inglese, con la guida a destra. Che forte. Senti, brum brum brum. Senti l'odore da 500, snasa. Ah, stesso fa. Ah, l'odore da verde del motor scarburà. Ah, quanti ricordi. Ortighe identificate da Marilena. Senti che bike parla così con queste robe. Orticello verticale, un Francesco che sale in verticale. Ecco un esemplare di Francesco in discesa in frenata. Oh, guarda che bello, le viti sui pali di legno. Mi pare da noi nella nostra zona non si possa fare sta roba. Mi pare di ricordare che me l'ha detto mio zio, ma non vorrei ricordare male, Test by Marilena.
Altro che macchina, vero? Gentile pubblico da casa, metti in pausa questa clip e leggi perché potrebbe essere interessante. Aspetta perché la tentazione è alta. Una piantagione di felci. Ah sì, qua in questa stradina c'era, ho preso una scaga perché c'era il cartello dei cinghiali, no? E praticamente sentivo sti rumori, allora ero tutto, sai, quella che ti sale un attimo l'adrenalina, ho detto vado a vedere cos'è, magari chissà che la volta buona che vedo un cinghiale, e niente, era nonno, devo riparare il tetto. No dai, condividiamo anche con il gentile pubblico da casa o da qualsiasi parte sia questa bellissima casetta, no? Guarda, con queste panchine fatte in legno, un po' alla, vedi che hanno i braccioli un po' come le sedie canadesi. Il momento è storico-culturale. Qui abbiamo un antico esemplare di Baeanza, volgarmente denominata anche bilanza. Vedi, se sei tipo con la moglie, vuoi farti tipo un anniversario, un weekend pincio, ci sono delle bellissime casette, guarda, in affitto con la piscina, guarda che bella piscina, adesso non si vede ma c'è anche l'isolotto con le piante eccetera. E dopo il famoso albergo del castello, che è dove stiamo andando noi adesso. Buongiorno, signor Cavarone, buongiorno. Allora, qua te sì, se sapevi non fai il giro pardea. Ciao amico mio, ciao, ciao, Gile Cavara che te dà l'ecchino. Care, ciao, bella bellezza, quanto bella sei tu. Mi sono sempre andato d'accordo con altre cavare, sì. Ogni volta che trovi una cavara, se fai coque, i carezzi, tutte robe. Lì che spussei come una cavara, no, penso offensivo, ma è vero. E sempre per il discorso del weekend da Pinzo, lì hai il maneggio dei cavalli. E qua sta osteria che sinceramente a me ispira, porca puttana, perché te sente dei chiodolini che viene fuori dal cammino, niente male. Aspetta, recensione sulla zona e sul camperismo in genere di Francesco Peluche. No, che io da buon furlano della parte veneta sul Collio non ci sono mai stato, non c'ero mai stato, è troppo bello in mezzo al verde così. Magari essere diventato camperista prima, dovevo diventare, adesso me la godo lo stesso, però ho perso tanti anni di camperismo. Esatto. Camperismo. Questo è vero, sì. Tieni bassa la testa, eh. Che bello il mio amico. Ciao amico. Guarda, adesso ci diamo l'affetto, adesso arrivo. Ciao bellezza. Ah. Fa sempre strano toccare. Che grande, massiccio. Occhio a corrente cavallo, sta esagerando, sta là, stendi il tuo. Mi sono dimenticato di fare la recensione al cavallo. Vabbè, bei cavalli. Dov'è? Occhio Italia, c'è un serpente, una vipera, dov'è? Adesso non l'abbiamo più vista. L'ha nascosta. Vabbè, giustamente, sì. Sto fermo, non posso passare. Aiuto! Ricordo che se lo si era già detto, i serpenti non hanno le orecchie, non percepiscono i rumori, però percepiscono le vibrazioni, quindi quando si cammina, se tu noti, i montanari hanno quel bastone, lo usano tipo soprattutto anche, esatto, per fare rumore, oppure se sei insicuro in certi punti sbatti i piedi, perché la vipera non è che ti attacca come i cartoni animati, la vipera ha paura, la vipera scappa. Un'altra nota positiva che mi sentirei di dare a questi magnifici posti sono i cartelli accidenti, perché ti permettono di perderti a casaccio, ma comunque se hai una destinazione in testa, tipo noi il castello di qui di Apessa, è sempre indicato, quindi non te perdi, insomma, ecco. Ho sentito qualcosa lì, Mari. Gentile pubblico, il momento è botanico, approfittiamo di avere qui la Marilena che ha un po' più di esperienza di me su certi tipi di piante e le chiediamo, questo qua è l'ortica, è il fiore dell'ortica? Eh sì, Ah, ok. sei più botanico di me. No, ma non vende ortiche. Perché lei si ha detto questo qua è il fiore dell'ortica, mi ha detto, sì. ma ha avuto che abbia sto fiore qua? Certo, Invece, guarda che bello. non capivo. Per fare il risottino. Aspetta, perché ora recensiamo la barriera. Vediamo, Francesco contro la barriera. Ok, ha vinto Francesco. Uno scorcio con una catena. Cos'è che è sta roba? Il fiore della cassia. E Marilena dice che sono buoni fritti. Impanati. Una fasciorata di fiori impanai. La foresta. E Zecca Kingdom. Vai che misteri. Francesco è in trip. Certo che, vabbè, Poretto giustamente, se deve stare al passo con noi che siamo a piedi è un po' una tortura, perché è tutto un andare piano, poi frena, aspetta, torna indietro, eccetera. Però come impressione dopo vedi, si dice sempre,
e si ripete all'infinito su questo canale, è che ognuno ha i suoi gusti. Quindi giustamente a me la bici, soprattutto la mountain bike da enduro elettrica, cioè queste tre cose assieme, è una cosa che proprio mi manda sul sangue in una maniera pazzesca. Ad altre persone magari può far schifo, hai capito? E quindi mi sembra di capire che Francesco è bene o male come me, insomma gli sta intrippando bene. Anche a Marilena, so che a Marilena è tanto spericolata. A Marilena bisogna mettere che tutta l'armatura va a far downhill a Marilena. Stiamo rifacendo il sentiero delle vigne alte. Vigne e vigne, alte perché... No. Sì, no, è basse ma è piantate alte, insieme a collina, in quel senso alte. Anche fuori dalla sella, più indietro della sella. Strani. Sì, sono delle casette bellissime, guarda come sono accessoriate, no? Le tendine, le robette in legno, guarda che bello, la vetrata, guarda col salottin qua vetrata, che se guarda le cose fuori. Sì, però adesso vedi tu là, perché per mantenere sta roba qua che costa sky ad andare a lavorare, tu capisci il meccanismo. Quante ville, vigneti, cantine, centinaia di sentieri, cioè veramente ne hai da sbizzarrirti veramente. Infatti vatti a guardare le foto su Google Maps del castello di Spessa, guardati le stanze e le sale all'interno, che figata. C'è sta roba, Porsche da Sky, c'è la spa, che bei posti, le puntine del mondo, corsi per anziani, così ti arrivi tu, così. Fiumi azzurri e colline, praterie e laghetti anche, dove corrono dolcissime, no ma non ho malinconie, cioè non so, correrà dolcissimo qualcos'altro, ma no malinconia, la bicicletta corre dolcissima. Certo che Francesco, seguimi un attimo col ragionamento, pensa che do coglioni, vedi Sky, cioè te andare là sotto il sole a tirare avanti il carretta là che il pesaranga un casino. Perché te tutte le masse, esatto, perché te aver diciato masse, perché te aver qui a... Vabbè, ma pensa, guarda, come tirare il passeggino, guarda che misteri. Sì. Un fa di tutto per non aver fioi e dopo si ritrova qui Sky a tirare il passeggino in stesso. No, vedi Francesco, se un giorno metti 20 miliardari e vuoi regalarmi un castello, sì, non sta a farlo perché non me ne faccio un cazzo, cioè sto magari 5-6 giorni, dopo mi spacco le palle, ho voluto mettere la bellezza di tagliare tutta sta erba qua e portare tutti sti alberi, una roba più bella del brutto magrebin te mi ha regalato 3 giardinieri. Cioè, a me il castello senza giardinieri, non capivo, cos'eo. No, ma però ho detto dopo 6 giorni mi svanghi anche i coglioni, vado da un'altra parte, quindi non mi serve più il castello, tu capivo? Esatto. Quindi lascia stare, nei bike da Santa Cruz, no, metti nota perché se succede, Santa Cruz, sì, capo ti dice, ma so piano Sky, non so cosa fare, che fai regali agli amici, ma non sta regalando tipo, non so, una bottiglia vinta a 10 euro, che cazzo mi fai? Cioè, capisci mai appena il tavernello da una roba dell'enoteca, tu capisci? Ma se fosse Bill Gates non te regalerei, perché è assurdo comprare una bottiglia di vinta a 10 euro. No, se te ghina tanti è tutto proporzionato. Stina tanti Sky, 10 euro è come 2 euro in proporzione, tu capisci? Perché se non ti fa fatica a guadagnarli, non ti fa fatica a spenderli. Però vabbè, il posto della bottiglia è una bella e-bike da enduro da Santa Cruz, quella che sta lì bene, ecco. Okay. Due, una per te sì, e una per me. Esatto. Merda, me la sono giocata male, volevo il motorhome quello artigianale, ormai ho scelto la bicicletta. Quante ville che ho visto oggi. E grazie a Dio che adesso c'è nullo, perché non sta di Dio, ma singano che sbaglia strada. L'abbiamo allungata parecchio. Quello che succederà a Pullman quando crescerà l'edera. Dighe, condoglianze! Bellissimo, occhio, guarda. E carreghe qui una volta che io rimbalzose, bellissime. Qua ci sono 2 non filtrate. Grazie E mille. una bionda, intanto. Grazie mille. Cheers. L'angolo storico, in questa casetta gialla è nato il Collovi. 1878. E dopo qualche bis di tramesini e birette, stiamo cercando l'ispirazione, la linea guida per prendere e tornare al camper. La serie ha voglia di fare. Siamo stremati, sta piovendo, siamo in una salita ripida del 20 oltre per cento per arrivare ai camper.
Morale della favola, voi fate quel cazzo che volete, io vado in e-bike. Ciao, alla prossima. Guarda, è il revival del ragazzo di campagna, sentai qua a guardare il treno che passa e a contare i vagoni. È bello il treno, eh? Sì. Il treno c'è sempre il treno. Treno merci corso però. Ma che altra volta era più lungo. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always, I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't rhyme. I know when I die, you'll be on my mind, and I love you always. Now your pictures that you left behind are just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are